Una domenica all'insegna del cinema e la lingua sarda, quella che si è svolta ieri a Cagliari a Sa Manifattura, in occasione dell'anteprima della sesta edizione del Babbe Film Festival. In uno scenario moderno, alternato al contesto storico del cinema per i più nostalgici, c'era grande attesa per la presentazione del film Castello Sikisti del regista Paolo Carboni, un'idea di Antonello De Ida e Antonello Zanda. Un lungometraggio realizzato in cagliaritano che racconta Cagliari alla fine degli anni 60. Immagini inedite, racconti di chi ha vissuto in quel contesto storico l'evoluzione della città sotto diversi aspetti. Protagonisti sono alcuni volti storici del teatro e dello spettacolo cagliaritano: Giampaolo Loddo, Nino Nonnis, Giulio Manera e Nino Marcialis. Molti anche gli ospiti in sala, da Adriano Reginato a Tonino Puddo, da Massimiliano Medda a Gio Perrino. Un messaggio chiaro, quello che vuole trasmettere il regista Paolo Carboni, che è quello di valorizzare il sardo cagliaritano in un contesto cinematografico. L'obiettivo principale è quello di valorizzare la lingua cagliaritana, il sardo cagliaritano, che a parer mio è una delle varianti del sardo che si presta meglio a essere usata nel cinema. Il film racconta delle storie minime, semplici, che fanno parte della vita di tutti i giorni, quindi quei ricordi che sono più facili e che è più facile che vengano smarriti. E nel rievocare quegli anni una parte importante della storia della città passa attraverso il Cagliari Calcio. È un Nino Nonis che definisce un supplemento d'animo il suo essere cagliaritano. Io non sono cagliaritano, sono di un paese dell'interno, interno nuorese, però ho un supplemento d'anima, perché Cagliari è un supplemento d'anima di cui io dispongo e vorrei allo stesso modo ne disponesse mio figlio. Non solo per usarle, ma per apprezzare, perché quando entri in questo gioco apprezzi anche le cose locali.